soltanto questo titolo No, alternativo. lo facciamo dire a Vittorio che è mancato lunedì. Ho già cringiato per la sigla, per favore non farmi cringiare anche per il titolo. I barbari cantanti, Eccolo, voi non sarete eccolo. d'accordo, ma No, stasera assolutamente d'accordo. ci chiamiamo è i un bel barbari, nome, è un i bel barbari nome. cantanti, siamo sempre noi, tranne il pasticcino Gazza che forse si collegherà via Skype se vorrà, ma chissà. Il Comunque, compianto Gaz. il compianto Gazza, settimana scorsa era compianto lui, Esatto. sto giro è compianto Gazza. C'è Luca D'Alberto Trollamiglio, farei un applauso a lui. Buonasera a tutti. che dopo un po' è Mi aspettavo gli tornato applausi fisso. Ok, grazie. No, grazie ma la mille alla nostra la regia non è così, non è così professionale. A proposito di regia, questa sera abbiamo un ospite speciale per questa puntata speciale, Esatto. che è niente po' di meno che la nostra regia, Sveva. Introduciti. Buonasera a tutti, solo calunnie dai Barbari Eleganti Solo Solo calunnie. questa sera cantanti. Solo calunnie per Sveva. Sì. Quindi Solo- buonasera a tutti e benvenuti in questo speciale Sanremo. Benvenuti. Ma innanzitutto cosa ci fai in onda oltre che da regista? Perché? Perché sei una grandissima fan di Sanremo, giusto? Ovvio. Sempre. Allora, noi qui abbiamo la quota di fan di Sanremo, ovvero io e Sveva, a cui appunto è venuta questa idea di fare questo speciale, e forse domani sera ce ne sarà anche un altro, forse, se Esatto. non mandiamo tutto in vacca stasera. Ma io penso che è già andato tutto in vacca con noi qua stasera, quindi Sì, direi di sì. Abbiamo, tu che posizione hai? Di solito lo guardi Sanremo, ti sul piace? divano, posizione comoda. No, posizione comoda, birretta, piedi sul puff e sono a posto. E Sanremo lo guardi, lo stai certo che seguendo, guardo. lo stai Assolutamente, guardando? Assolutamente, tutti gli anni da 75 anni a questa parte. Da Sì, 75 però anni. tu non hai presentato una persona, però. Ne manca una, hai presentato me, hai presentato lei. Non hai presentato colui che dopo 3 giorni è risuscitato. Vitto. Certo, colui che dopo 3 giorni è risuscitato. Vittorio Pablito Las Mujeres, buonasera. A differenza dei falsi idoli, io sono risuscitato dopo 2 giorni. Ecco, bene, partiamo già con la blasfemia, perfetto. No, allora, cugino, volevo chiederti cosa ne pensi di Sanremo, ma penso che possiamo fare tue le parole dell'ottimo Richard Del Benson, sei maestro d'accordo? Richard Benson, esattamente. Bene, quindi se vi state chiedendo cosa ne pensa Vittorio Le Donne di Sanremo, vi facciamo sentire cosa ne pensava Richard Benson. Che cazzo me ne frega le Sanremo a me? Io c'ho da sentire l'heavy metal progressive, il rock tecnico, il blues, il country western, il jazz, la fusion. Ma posso pensare a Sanremo? Ma io posso pensare a Sanremo? Buonasera a tutti. Cugino, hai qualcos'altro da aggiungere? Tu immagino che non guardi Sanremo, sei un metallaro duro e puro, quindi... A meno che non sia obbligato, esattamente. Non guardo, ho da pensare ad altro. Allora, stasera non sei obbligato a guardare Sanremo, ma commentare... Innanzitutto, hai ascoltato qualche canzoncino? Proprio zero. Per motivi di lavoro ho dovuto ascoltare ieri stai qualcosa. zitto, diglielo tu. Vittorio, dal profondo del mio cuore, ma vai a cagare. Ecco, perfetto. Ma stai zitto, ignorante, bestia. Poi? Beh, Sveva altri commenti Esatto. prima di... lascia noi. È Bene, pericoloso perfetto. lasciare a noi carta bianca, però a quanto pare si fida di noi. Addirittura Non è vero. stasera siamo pure Non è obbligati da una scaletta. Noi, Esatto. noi che non abbiamo una scaletta, Sveva ci ha obbligato perché ha voluto fare le cose professionali. Sì, io confermo, li ho obbligati. Gli ho fatto anche un po' un cazziatone prima di partire, però io mi fido molto ciecamente di loro. Quindi Di noi, perché adesso fai parte anche tu dei Barbari Eleganti. mi dissocio totalmente da questa Avevamo bisogno, affermazione. avevamo bisogno della quota femminile, adesso ce La l'abbiamo. quota rosa io non ve la do. No, allora, Vittorio era Vittorio era la quota la nostra arcobaleno. quota rosa, però adesso abbiamo una nuova quota rosa. Detto ciò, è una scaletta bellissima comunque, È una la scaletta migliore che bellissima. abbiamo mai avuto. La prima. Dovete Comunque- sapere che i Barbari Eleganti in 81 puntate, questa sarebbe la puntata extra /82, hanno avuto una sola scaletta in tutta la storia, quella della prima puntata, e non l'abbiamo rispettata. Quindi per farvi capire quanto abbiamo sempre... Ma stasera Sveva, faremo i bravi, proveremo a rispettare le regole. Esatto. Giusto? Bravi, barbari. Sei contenta? Molto.
Allora, sono le 20:06 e quindi da programma direi che rispettiamo al secondo la scaletta e qui c'è scritto 20:06, iniziare con la top 5. Quindi, Sveva, prego, facciamo sentire la top 5 della puntata di ieri sera di Sanremo, quelli che si sono classificati tra i 15 che abbiamo sentito ieri sera nelle prime 5 posizioni, ovvero Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi, Fedez e Simone Cristicchi. Vai regia. Non so più quante notti ti ho aspettato per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola. Bene, questa chi era? Come chi era? Giorgia. Giorgia. No, Giorgia. ma lo so, volevo... Era per vedere se eravate attenti. Scrivi Giorgia. No, scusate. Andiamo. Giorgia, che non è il presidente del Consiglio, Esatto. purtroppo è Giorgia la cantante. E nulla. Cioè, tra i super favoriti, una delle più bravi cantanti italiane, ha puntato una canzone pop del genere che lei è abituata a fare. E nulla Che da genere è dire. abituata a fare? E canzoni pop, non lo so, ma che ne so, non lo so. ma ho la faccia di uno che segue Giorgia. Sì, Ecco. sì. Decisamente sì. Vedendo le tue frequentazioni, cugino, i concerti a cui vai, non mi sorprenderebbe, dai. Aspetta. Non mi sorprenderebbe Ci devi affatto. dire qualcosa che non sappiamo? No. perfetto. Puoi no. confidarti Niente. con noi, Marco. Guarda, il concerto Apriti. guarda, il concerto più femminile a cui sono andato penso sia Dillo. Tommaso Paradiso. Tommaso Paradiso. Per il resto, per il resto Mamma mia. che comunque Mamma mia. nel suo periodo dei giornalisti valeva qualcosa. Non lo so, Vabbè, possiamo andare con la seconda? salva Dai. tu, di quello che Io ho un'obiezione pensi di su Giorgia. Dai, Allora, eccellente voce, ma poteva fare di più sulla canzone. poteva fare di più. Adesso, se volete, vi mando Achille Lauro. Dai, andiamo Che con qui Achille Lauro. cominciano i commenti seri. Esatto. Come cominciano i commenti seri? Ci sono rimasto male. Se non ti amo fallo tu per me. Ti cercherò in un vecchio film. Per sempre noi incoscienti, giovani, maledetti giovani. Bene. Ci devi dire qualcosa? te lo No, richiedo? non vi devo dire niente, Nulla, non vi devo va dire bene. niente. Nulla che Vittorio non abbia già spoilerato. No, allora, che bella la canzone di Achille Lauro. Secondo me è almeno nella top 5, infatti è nella top 5. No, vabbè, dico in totale No, sulle no, è 30, molto. secondo me è tra le più belle. Ricorda anche un po' molto Tango di Tananai, una bella, È vero. una bella ballad. Perché devi mettermelo subito sullo stomaco questa canzone, cioè nominandomi Tananai, cioè Vabbè, voi il non- genere è più o meno quello, dai, è un po' come Tango. Ma Achille Lauro è un po' più di Tananai, dai, cioè Tananai è abbastanza banale. Vabbè, sì. Vabbè, ma infatti non ha detto che è uguale a te di Vittorio. Ma non perdiamo tempo Vittorio con le non vostre capisce una mazza. litigate. Detto ciò, È una bella fatemi dire, canzone. è proprio una bella canzone, sia mai che sia l'anno giusto per Achille Lauro. Dai, io nel caso sarei anche felice. Devo dire, piccola nota, guardate il video musicale con Celeste Dalla Porta, dove fanno un bellissimo omaggio alla dolce vita. Guardate il video musicale. O no, Sveva? Io mi dissocio su Achille Lauro. No, come No, non ma so? come? Non ti è allora, piaciuto? Ormai mi è partita la polemica. Vai. No. Allora, secondo me ha fatto canzoni migliori. Vabbè, sì. Però io purtroppo sono dalla parte di Tananai. Scusate. Se volete esco, vi lascio la regia vuota. Vabbè, non è che ti devi, No, non è che vabbè, devi no. scegliere per Abbiamo forza Vittorio, uno o l'altro. quindi, No, nel senso, viene quindi- lui. No, comunque, bella canzone, ma da 7, non di più. Però bellissimo il video, incredibile. Celeste Dalla Porta, incredibile. Fontana di amica Trevi, mia. incredibile. E Sorrentino anche con Parteno. perché Ecco, lo diciamo sempre. l'abbiamo detto, l'abbiamo L'abbiamo nominato. Andava nominato e l'abbiamo nominato. Complimenti. nominato. Lo ha nominato. Non prendiamoci Esatto. i meriti che sono degli altri. Bene, se non avete nessun altro commento da fare, io rispetterei la scaletta ed andrei subito con Lucio Corsi. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di porta porte.
Eccoci Cos'è qua. che c'avete da ridere? Eccoci qua. Ma No, niente! No, adesso spiegate quello che avete da Ma ridere. no, ho fatto... Ma è perché una- il cugino stasera è così, non ce la fa proprio stasera il cugino Marco. Vabbè, È arcobaleno, è va un- bene, è va una- bene, è va un- bene. È una bella canzone, È una bellissima canzone. A me piace È- molto. È una sorpresa. Io sinceramente non sapevo chi fosse. Poi sono anche abbastanza ignorante in ambito musicale, però io non lo conoscevo ed è bella. È proprio bella. Nulla da dire. Bravo lui a cantarla, bella. Testo importante. Testo importante e complimenti. Nulla Cugino, da aggiungere. lui mi pare di aver capito che è uno dei pochissimi che hai seguito, quindi... Sì, no, anche perché ho ascoltato su TikTok qualche intervista oltre alla canzone e ho visto proprio un amore vero e sincero che ha per la musica, che ha per il passato dei grandi cantautori cui si posso ispira, solo fa rispettare, riferimento. ovviamente tutti tranne uno, Sì. Ovvero? ovvero Vasco Rossi. Vabbè. Giusto, concordiamo. Però tutti gli altri grandissimi cantautori che ha citato, quindi la canzone è bella, lui credo abbia fatto anche una citazione a David Bowie durante l'esibizione, quindi Vedi Sveva che non l'ho notato solo io. È vero, confermo. Gli ho detto assomiglia un po' a Ziggy Stardust. Esatto. Ecco, vedi. quindi top. Ecco. Tu cosa ci dici? Ti è piaciuto? Io devo ancora capirlo bene, Lucio Corsi. Mi sembra un'anima profonda. Mm. Capiamo, devo ancora capirlo. Comunque bellissima canzone, bravo Lucio. Più bella o meno bella di Achille Lauro? Molto più bella. Molto più bella. Vabbè, abbiamo un 4 su 4. Beh, dai. No, al momento siamo a 3 in realtà. Tu non hai ancora detto niente. Hai detto che è bella. Ah, no, dici di quello che siamo... sono pensavo 4 delle approvazioni canzoni. su 4. Va bene. Allora, andiamo con la quarta. Fedez. Ti sogni pure mi salti, basta che resti lontana da me. Vedo il bicchiere mezzo pieno con 2 gocce di veleno. Tu mi fotti, respiri corti, aumenta pure il battito. Allora, secondo me qua si potrebbe creare una bella discussione. Allora, io devo dire, a me è piaciuta molto. A me ha sorpreso, non mi aspettavo che Fedez tirasse fuori un lato emotivo così forte. Vi devo dire, il ritornello è abbastanza pesante. E cioè, soprattutto se seguiamo un po' il gossip, tutto quello che è uscito negli ultimi mesi, la sua terribile, tragica storia con Chiara Ferragni, che vabbè, è gossip banale, però se ci mettiamo nei panni di questa persona e riusciamo a vedere la forza e la tristezza che ha tirato fuori in questa canzone, io direi che non possiamo che apprezzarla, o no? Beh, questa nuova versione di Fedez è decisamente molto apprezzabile. È tornato un po' a fare la sua vecchia musica e con Sanremo ha tirato fuori un lato che in realtà bene o male si è sempre visto. Sì. Però molto profondo, canzone molto bella e lui molto bravo, quindi nulla da aggiungere. Assolutamente approvato. Cugino, tu l'hai ascoltata? Sì, l'ho ascoltato, assolutamente Fedez, molto real in questa canzone. Molto real. E soprattutto è da apprezzare nell'ultimo anno di quello che ha fatto uscire tra diss track e vari freestyle. Cioè questo parla di Sanremo ma parla delle altre canzoni. Ma io sto elogiando un percorso musicale a differenza se può bloccare vostra. il microfono di Vittorio. A differenza vostra, io sto elogiando un percorso musicale che ha fatto nell'ultimo anno del percorso musicale e dove c'è un'originalità nei pezzi che non c'era quando Fedez faceva pop in passato. Quando stava con Chiara Ferragni, possiamo dirlo, Chiara Ferragni ha peggiorato la produzione musicale di Fedez. Ma ora che si è lasciato fa musica nettamente migliore, o no? È tornato il barbaro. Quindi le mogli sono sempre il problema, possiamo dirlo. Sì, Chiara Ferragni è il problema. Poi, nel senso, le mogli, Chiara se vuoi Ferragni farla un po' più in grande, sì. insieme a Tony F è il problema, esatto. Sveva? Allora, a me quella di Fedez è una di quelle che piaceva di più. Ecco. Inaspettatissima, bella, devastante. La prima esibizione, brividi. Bravo Fedez. Non so se è una strategia incredibile, molto molto fatta bene. Probabile. Però se vogliamo fermarci sulla canzone, secondo me è stata veramente azzeccata. L'esibizione è veramente sublime. Il video, bello, ve lo consiglio se non l'avete ancora visto. Sì, abbiamo un altro 4 su 4.
Esatto. Quindi siamo tutti d'accordo sul fatto che sia... Anzi no, tu cosa hai detto? Ma che cazzo Sì, finora... Ottimo. Ma vai a cagare. Allora, finora, a parte Giorgia e in parte Achille Lauro, su Lucio Corsi e Fedez siamo tutti abbastanza concordi. Sì. Ecco, si è parlato prima di polemica. Secondo me ci sarà una punta di polemica introducendo il prossimo, che è, possiamo dirlo, forse il favorito o comunque sul podio dei favoriti, possiamo dirlo? Premio della critica sicuramente. Sul podio dei favoriti. non lo so. Sveva vai con Simone Cristicchi. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare, ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole. C'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. Allora, questa è una canzone cantautorale, possiamo definirla di cantautorato, che Simone Cristicchi dedica alla madre malata di Alzheimer. È una canzone ovviamente emotiva, che a differenza di altre canzoni che magari puntano a divertire, punta palesemente, anzi abbastanza in maniera dichiarata nel emozionare lo spettatore. Esatto. E qui arriva la punta di polemica. Parlando con amici, ma anche è arrivato un commento anche da... Sì, lei. Ecco, lei. Non nominiamola. Non nominiamo Selvaggia quella... Lucarelli. Vabbè, scusate, dovevamo tirare fuori quel nome. Insomma, in cui si dice, va bene, però è un po' paracula questa cosa, nel senso, è facile emozionare parlando della madre malata se sei un cantautore. Questo non toglie il fatto che è una bellissima canzone, cioè io non è il mio genere, quindi non mi sono emozionato, però chiaramente è un testo molto profondo, forse molto di più di quello di Fedez. È assurdo parlare di polemiche per una canzone del genere, fatemelo dire. Cioè, ma cosa vuol dire è facile emozionare la gente parlando di queste cose? Ma la musica è questo, la musica è esperienza, la musica è arte e ognuno porta quello che sente. Quindi, anche perché è una sua esperienza personale. È una sua esperienza personale limitato. nella quale tantissime persone si sono riconosciute. La cosa bella di questa canzone è che tanta gente si è riconosciuta in lui, in quell'esperienza. Purtroppo, certo. Però la musica è questa cosa qua. Deve suscitare, come tutte le forme d'arte, perché la musica è una forma d'arte, deve suscitare un'emozione. Ed è quello che Simone Cristicchi ha fatto con questa canzone, quindi nulla da dire. Ma evidentemente Selvaggia Lucarelli, che di musica capisce evidentemente poco, calma, preferisce avere degli industry plant che ti fanno le canzoni tutte uguali, come è stato per anni a Sanremo, scritte per far contento il pubblico, invece di un artista che trasmette le sue emozioni dentro una canzone. Quindi mi sembra abbastanza ridicolo dire e criticare chi ha messo il proprio cuore dentro una canzone. È la propria esperienza di vita, certo. Poi ovviamente la mia simpatia per Cristicchi è risaputa, dato che avevo già detto in tempi non sospetti le mie simpatie per lui, quindi certo. Per me capo, sono dalla tua parte sempre, quindi... Sveva, un commento e poi andiamo con la seconda parte di questa puntata. Per me è stupenda quella canzone, gli do 10, non è per Sanremo, secondo me è una cosa veramente troppo grande. Sono d'accordo che prenderà il premio della critica, sicuramente non vincerà. Quindi però... tra queste è la più bella, secondo te, se le hai dato 10? Sì, per me è veramente bellissima, mi ha emozionato tanto e non ho niente da aggiungere. Bene. Allora, signori, io qua leggo 20 e 19 audio con tutti gli spezzoni e chiacchierata random. Ma io non volevo, sono le 20 non e volevo 0 agitarvi così, ho messo facciamo la la prestazione. Molta. Amica mia, ci hai dato la scaletta e noi adesso te la rispettiamo e te la dichiariamo soprattutto. Secondo me poi il cugino Marco ha voluto un pochettino citare Elish Line. Sì, esatto. Non dobbiamo parlare di politica in questa puntata, No. però segnaliamo un bellissimo video di Elish Line che mentre legge insomma, un discorso che le hanno scritto, legge, a un certo punto dice pausa teatrale e si guarda È stato un attorno. crossover con i barbe eleganti. comunque. Sì, decisamente. Benissimo, allora abbiamo preparato poi un montaggio con esibizioni, con sempre questi pezzettini delle esibizioni della puntata di ieri sera, di quei 7-8 artisti che ci sono, cioè di cui c'è qualcosa di cui parlare. Quindi io andrei con questo piccolo montaggio con Elodie, Rose Villain,
Brescia, Marcella Bella, Willy Peyote, Ercomi e Francesca Michelin. Fatalità insieme, dove vai amore, non mi fai morire ancora di più. Se non piangi mai, non mai un addio chiusi in macchina, era tutta teoria ma in pratica, mi dispiace però a volte capita, e vorresti sempre mai più poderosa, indipendente, belle come diamante, non mi fa male niente, stronza forse, ma solamente una vita vagante. Nessuno tocchi Marcella Bella. Sono una madre che si scola, una testa che gira ancora, una chitarra che non suona, una borsa piena di buchi, se capisci che non ti amo, sei una sirena che non nuota. Il ritmo delle cose, il ritmo che ci muove, Questo canta in corsivo. Alla domanda se è antifascista lui non risponde. E ti stancherai come fai con i vestiti, mi romperai come i tuoi giochi preferiti. Hanno quelle gabbane. Li stiamo costruendo, è un violento e crescendo. C'è quel film che ti piaceva alla TV, sembra che stia parlando di noi, se pensarti fosse un crimine, stanotte io sarai fuori legge, fuori legge. Dovresti andare a lavorare, non farmi mandare all'aria nelle piazze. Questo è bellissimo. No, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. E questo era Willy Peyote, alla fine grazie ma no grazie, un bellissimo pezzo funky soul. Sì, un omaggio a Marco Rubeo e ai suoi numerosissimi aperitivi post università O pre-università o durante al posto delle l'orario di lezioni università. orari. Dai, allora andiamo in ordine. Dalla fine verso l'inizio. Allora, Willy Peyote, a me è piaciuta molto come questa canzone, Willy nonostante il testo da centro sociale, però come musica a me è piaciuta molto. Ma Willy Peyote fa quei pezzi lì, però sono belli, bravi e centrano un punto che uno poi può condividere o meno, ma Sì. alla fine Willy Peyote fa quella cosa lì. Anche lo scorso Sanremo ha tirato fuori una canzone che era una grossa critica sociale. Lui è quella roba lì, fa canzoni belle, orecchiabili. Soprattutto va il mio plauso perché è andato contro la persona che siede alla mia sinistra e quindi nulla da aggiungere. Bravo. No, ma soprattutto originale, cioè non è la solita cosa trita e ritrita. Sì, devo dire. Sveva, te piace? Sì, molto. Mi piace molto. Mi piaceva più quella scorsa del Sanremo scorso o 2 Sanremo fa, non Condividi. mi ricordo. Io non mi ricordo neanche che canzone fosse quella Mai lì. dire mai. Mai dire mai. La locura? La locura. Ah, esatto. sì, Quella assolutamente. molto bella, però anche questa non mi dispiace, è un po' diversa. Bene. Allora, io direi che non abbiamo tempo Marco, di commentarli io ho uno una per domanda uno. per te. Sì, Solo per te, poi solo per proprio me. mirata. Vai. Rose Villain, che ne Ecco, pensi? brava. Io stavo per dire, non commentiamoli uno per uno, andiamo direttamente su Rose Villain. Io in realtà non vorrei perdermi in tanti commenti, direi solo una cosa. Non E- si può dire, siamo in fascia protetta. Aspetta, Ah, ok, trovo il modo scusa. di dirla senza... Rullo di tamburi? Rullo di tamburi. Rose Villain, in un paese serio, farebbe tutt'altro lavoro. Ok. È uscito pulito. Sì. È da denuncia? No, ok, ci sta. Vi chiedo solo se siete d'accordo con... Potrebbe anche farlo, chi lo sa, magari domani decide di aprire un sito su una famosa piattaforma, che ne sai? Certo. È ancora in tempo comunque. È ancora in tempo, Poi si possono fare, cioè, alla fine sono lavori che puoi fare. Ma secondo me non è contemporaneamente ad secondo me altri, non è quindi- neanche tutta sta gran cosa sotto quel punto di vista, però c'è a chi piace, e cosa tra intendevi cui con altro Sveva. lavoro, allora? Sveva, tu cosa ne pensi? Credo sia innegabile che è una bella ragazza, ecco. Sì, ma sei d'accordo sul fatto che in un paese serio non dovrebbe fare... A me non dispiace. Non ti dispiace? Cioè, non credo sia tra le top, però dai, cioè,
ci può stare. No, per me è proprio terrificante. A parte che è una copia sputata della canzone dell'anno scorso, cambiando qualche... Questo sono d'accordo, è vero. Sai chi invece a me sta altamente sulle balle? Vai. La prima della lista. Chi è la prima della lista? Elodie. Esatto, minchia, non la sopporto. Non ce la faccio, incredibile. E la canzone a me non pare neanche chissà che cosa. No, a voi piace? No, a me non ti dirò, non me la ricordo nemmeno. Ecco, Avendola appunto. sentita 2 minuti fa, non... Appunto. Quindi Cioè, non mi io- lascia proprio nulla. Mi sa no, di esatto. tipica canzone fatta apposta poi- per andare lì, ma che dopo 2 mesi si dimenticano tutti. Non capisco, anzi capisco, ma non siamo nella trasmissione corretta per commentarlo, il perché viene portata sul palmo di mano, ma a me non passa nulla, non mi sembra neanche tutto questo questa brava cantante, quindi a voi Credo commenti. che chi ascolti Elodie lo faccia per le sue doti canore. Ecco. E poi fatemi fare però un appello a Carlo Conti, dato che Breve, cugino. breve assolutamente. Papa Nero. Per favore, Carlo, per favore, portaci Verdena, portaci un po' di qualità a Sanremo, ti prego. Cosa c'entrano i Verdena? Sono solamente la più grande band italiana di tutti i tempi. però- cosa c'entrano con questo Sanremo? Posso volere i Verdena a Sanremo? No, per carità, Stai calmo. per carità. Allora, il tempo qua è tiranno, però dobbiamo dare assolutamente questa notizia. Innanzitutto, ragazzi, voi cosa ne pensate della mia band preferita di questo Sanremo, ovvero i The Colors? Non penso. Sì. Depensi. Depenso. Io nella vita Non ti penso piacciono? di solito, però quando vedo i The Colors depenso. No, non mi piacciono. Non ti piace? No, non è no, proprio il tuo no, genere, no, non no, ti no, fanno no, simpatia. no. Bravi, però non mi piacciono. Io li trovo straordinari. Vabbè, ci sta, sono sono di una gusti personali. sono di una simpatia e di un'allegria. Sono gusti personali, ci sta. Cugino? Ti prego, Carlo Conti, dacci Verdena, ti prego, e liberaci dai The Colors. Sveva, salva tu questa puntata. Dici che ti piacciono i The Colors, dai. Non sono male. Non Però, sono male. insomma. Ok, dai, abbiamo capito. Allora, Ok, piacciono solo a me, insomma. Hit estiva, l'anno scorso Ibiza, quest'anno Mykonos, Ecco. però ci sta, dai, un po' movimentato. Dai, un po' di leggerezza. Esatto, sono d'accordo. Però voglio farvi una domanda. Ecco. Serena Brancale. No, aspetta. Sì, Dopo, devi concedermelo. dopo parliamo di Serena Brancale. Ma che Adesso domanda è? perché abbiamo la notizia trash Hai legata ai ragione, The Colors. pardon. Allora, Sanremo 2025, i The Colors regalano preservativi da usare durante la nostra canzone. La canzone dei The Colors si chiama Tu con chi fai l'amore. Ok. E quindi i The Colors, fuori dal teatro Ariston, o stamattina o ieri, hanno deciso di sorprendere il pubblico con un gadget, distribuendo gadget decisamente insoliti. Una scatolina rosa contenente 2 preservativi, con il titolo della loro canzone in gara, ovvero Tu con chi fai l'amore. È perfetto, secondo noi, per essere utilizzato mentre si ascolta la canzone, ha dichiarato Stash, che è il frontman della band, che ha invitato i suoi fan a fare l'amore ascoltando la loro canzone. Io lo trovo straordinario. È una mossa geniale di marketing. Sì. Sono bravissimi. Hanno fatto bene. Detto questo, straordinario. io vi invito a non mettere questa canzone adesso. Grazie. Se è possibile, non mettiamola in onda. Scogna, tu pensi che farai l'amore prossimamente con questa canzone? Con questa canzone? No. In generale, No, in generale, no, comunque. ma anche con questa canzone. Ma se dovessi no. farlo, di sicuramente non con questa canzone. Cugino, faccio la stessa domanda anche a te. È più probabile che ascolti torture Verdena. medievali Ok. che ascoltare i The Colors. Credo che abbiano comunque una maggiore dignità dei The Colors, quindi... No, vabbè, ma dai, hanno detto una cosa simpatica, hanno fatto una mossa geniale di marketing. Poi ognuno decide. Geni, Ce li hanno esatto. inviati qui in trasmissione, no? Quindi non vedo perché dovrei sprecare il mio tempo con i The Colors. Allora dillo. Allora mandiamo un messaggio ai The Colors dicendo che Vittorio si è preso male perché non gli avete inviato anche a lui questo prezioso gadget. Quindi, se volete rimediare, qui siamo in via Bellerio numero 41. 41. A posto, grazie. Bene. Sveva, a te risparmio la domanda perché qui siamo dei gentiluomini. Ti ringrazio. Di nulla. Non lo so, poi... Bene, abbiamo qualche minuto finale. Aveva fatto una domanda prima. La nostra regista. Serena Brancale, giusto. Perché Esatto. sento dei pareri che a me non Ma non Serena piacciono. Brancale ci dovrebbe essere qui, Gaz, perché è lui che si è appassionato tanto a lei. Ma si è appassionato anche un'altra persona. A chi?
Un'altra un'altra partecipante a Sarà Sanremo. Toscano, sì, Sara però, Toscano. sì, però ne parleremo se ci sarà nella puntata di domani, perché si esibirà stasera. Ah, ok, scusate, mi sono perso su chi si è esibito. Quindi- Però Quindi signori, Sì. cioè signori, Scogna e Sveva, perché tu non lo guardi, giustamente. Considerazioni finali su questo Sanremo? Che dite? Vi sta piacendo? A me sì, dai, lo trovo più serio rispetto ad Amadeus. allora, Fila anche più con veloce. Amadeus era diventato un circo. Ma Invece era adesso diventato il Festival dell'Unità, il praticamente. Festival dell'Unità è un circo, non è che adesso sia tanto No, meno, però- nel senso, senti fascista? No? Vabbè, comunque, però cantano, sono belle canzoni. Vanno belli spediti, Esatto, non perdono tempo Carlo- con monologhi e pippotti buonisti. Esatto, Carlo Conti appena vede qualcuno che inizia a accennare una minima lacrima sul palco, prende e lo caccia via, insomma, Ecco. fa il suo lavoro, quindi bravo Carlo Conti. Si vede che finalmente un conduttore nero di Sanremo porta... No! Stiamo scherzando. Vabbè, dai, le edizioni 2015, 2016, 2017 le ricordo come delle ottime sì, edizioni. però era più bianco all'epoca, adesso è diventato, ha fatto il processo alla Michael Jackson inverso. Ma poi hai notato c'è che Dicesi ospite... lampade, comunque. Esatto. Ma No, vabbè. avete notato c'è che ospite internazionale della Madonna ha portato? C'è Harry Styles sul palco, cioè Come non l'hai Harry visto anche Styles? tuo Ah, cugino? Damiano dei Maneskin, assolutamente sì. Damiano dei Maneskin che piace tanto a Sveva. Sveva, qualche commento su Damiano dei Maneskin? Non c'è da dire niente. Che ora non si chiama più dei Maneskin, ma si chiama Damiano David, gli hanno cambiato pseudonimo. Esatto. Beh, No, non c'è da dire, no, tu c'hai da dire qualcosa, dai, svelati. bel ragazzo, Sì? ha una voce particolare. Ma musicalmente ti piace più adesso che nel suo periodo Harry Styles o più prima che faceva parte dei Maneskin? Più prima. Più prima. Sì. Beh, cugino, dai, direi che anche a te piaceva più prima. Almeno un qualche accenno di rock lo portava nel panorama musicale. Ma sì, 2 o 3 canzoni salvabili dei Maneskin ci sono, quindi... Dai. Dai, sei inascoltabile. Però a te piaceva? Non come cantante, ma ti piaceva? Esteticamente. Cioè, ti dico... Esteticamente, se devo scegliere tra la copia e l'originale, preferisco l'originale. Quindi cugino, Cioè? e dato che ora è del suo periodo Harry Harry Styles. Styles. capisco. Vabbè, sì, meglio Harry Styles. Sono d'accordo, sono Capisco. d'accordo. Bene, Bene. signori, che dire? Abbiamo finito. È stata molto veloce e indolore per noi, per voi che ascoltate non lo so, secondo me tanto Allora, indolore non lo è diciamo, stata. non vi diciamo stasera di guardare Sanremo, non guardate Sanremo, perché ovviamente noi vi consigliamo di guardare la programmazione di Radio Libertà stasera. Però, per quelli che sciaguratamente decidessero di non seguire Radio Libertà, ma di seguire Sanremo stasera, come il 65% degli italiani fa, ci diamo appuntamento a domani per commentare la puntata di stasera? A proposito, scriveteci su WhatsApp, su Facebook, così noi Commentate. domani leggeremo i vostri commenti, vi aspettiamo. Assolutamente. Sveva, qualche ultimo commento? Sono curiosa per stasera. Voglio capire come si metterà questo Sanremo. Stasera, signori, ci sarà il grande ritorno dei Duran Duran, una band straordinaria No, che tornerà. No, Vitto è d'accordo. Vabbè, fa niente. Credo che guarderò Death Note, però. Certo. Mamma mia, Band imbarazzante. ragazzi, Duran Duran sono una band straordinaria, quindi recuperatevi l'esibizione di stasera che sarà meravigliosa come tutte le esibizioni che faranno. Probabilmente voi non sapete neanche chi siano, probabilmente in questa stanza gli unici che sappiamo chi sono i Duran Duran sono io e Giuseppe che insomma che perché li ha vissuti nel loro periodo, però comunque vi consiglio di guardarli. Non lo so se abbiamo qualche altra considerazione finale, se no direi che possiamo salutare. Io direi che possiamo salutare a mai più. A Mi mai spiace per aver rubato del tempo alle persone, perché in questa mezz'ora potevano fare ben altro. Sì. E invece hanno deciso di seguire in tanti, in massa, i barbari cantanti. I barbari cantanti. Esatto. E adesso si sposteranno tutti su Sanremo, perché noi adesso abbiamo preso tutto il pubblico che ora si sposterà su Rai 1 per seguire il Assolutamente. festival. Questo è il nostro pre-festival che... Vabbè, dai, Altro che andate avanti voi. Catalan che Mamma mia, Cattelan, ma esiste ancora Terrificante. Cattelan? Mamma mia, che ha fatto una fine, terrificante. che fine ingloriosa. Dai, Sveva, di al nostro pubblico com'è stata la tua prima esperienza con i barbe eleganti, prima e ultima probabilmente. Esatto. C'è ancora domani. C'è ancora domani. Siete... Come Bello. diceva la Cortellesi, Esatto. c'è ancora domani. C'è ancora domani.
No, siete stati bravi. Non volevo inibirvi Anche tu così. sei stata brava, devo dire. Ti ringrazio, vi ringrazio. Non volevo inibirvi così tanto con la scaletta. Ma Domani ci vuole, sarò ci vuole, meno ci vuole tranquilla. ben altro per inibire Vittorio. Ho una tranquilla. richiesta, domani una scaletta uguale a questa, spettacolare, bella come questa, con i colori diversi, con gli stessi Esatto, autori, esatto, con la stessa lo stesso font da Word, stessi colori, stessa se grandezza riusciamo dei magari a usare caratteri, il grassetto per magari un gli po' orari, più, magari un po' più forse- grandi i caratteri, che abbiamo una certa età, poi sai, Esatto. con gli occhiali da sole si capisce. Qui sfottono, non apprezzo No, la no, non sto professionalità sfottando. dall'altra Io sfotto solo parte. Vittorio. Ma non è vero, ti vogliamo bene, dai. Benissimo, allora vi lasciamo con la sigla iniziale, che è cambiata, ma che tornerà da lunedì. Posso dire a domani, e questa concedetecela da regia, come sempre, cugino, viva i piedi! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.